Ed eccoci qua, si continua naturalmente con la rubrica dei cuori solitari. Questa sera abbiamo un altro ragazzo che si chiama Francesco ed ha 24 anni ed è di Marsala. Ciao Francesco. Ciao Alberto. Allora Francesco, tu naturalmente sei in cerca dell'anima gemella, della ragazza ideale. Sì, giusto. Allora Francesco, la prima domanda che ti faccio è come dovrebbe essere questa ragazza per interessarti? Ma dovrebbe essere magari, che te posso dire, abbastanza carina, poi magari che sa amare, giustamente. Che sa amare. Giusto. Poi? Poi magari che anche gli sto interessato, guarda, perché io per venire qua non vorrei magari una ragazza che gli interessa. Certo. Poi magari sui capelli castani. Castani. Poi? Non dico come i miei, ma più belli ancora. Certo. Poi? Con gli occhi magari sul marrone. Con gli occhi. Anche... I capelli li dovrebbe avere lunghi? Sì. Come altezza? Come altezza magari facciamo 1,65. 1,65. Come corporatura? La vuoi snella oppure... No, bella anche- snella, magari facciamo... In carne ti piacciono? No, in carne no. In carne no. La carne non ti piace, sei vegetariano praticamente. Sì. Poi? Poi magari dovrebbe essere... Con i capelli abbiamo detto, con I i capelli capelli magari... Gli occhi l'abbiamo detto pure? Sì. Ascoltami Francesco, che cos'è che ti attira di una donna? Ma mi attira magari non guardo mai tipo le parti magari più profonde di una ragazza, mi attira già quando la vedo in faccia, tipo se mi sta simpatica, se è carina, se già capisco che è una bella ragazza dove magari porta amore, porta affetto, io guarda, non la lascio scappare magari in mezzo a qualche altro che magari non ha interesse per lei, ma magari ce l'ho io l'interesse per lei, quindi Certo. magari farei di tutto per amarla, una bella ragazza con i capelli belli lisci, belli bei fini e magari che bella simpatica, no? Certo. Ascoltami, quali sono i tuoi hobby? Come passi il tempo? Io in una giornata? vado in palestra io, faccio sollevamento pesi e faccio anche jiu-jitsu, Ah sì? sì. Da molto tempo? Ma circa da tanto tempo. Da tanto? Su per giù? Su per giù 2 anni e mezzo sono. 2 anni e mezzo. Quindi sei abbastanza pratico per quanto riguarda Sì. palestra? Ma palestra sollevamento pesi ne ho fatto ancora un pochettino poco, comunque sto andando a recuperare quello che avevo perso. Certo. Mentre diciamo, ascolti musica? Sì. Che tipo di musica Guarda, la ascolti? musica che ascolto io sono di più magari discoteca, ma pure house, ma pure magari tecnico. Guarda, le musiche magari la maggior parte più sentite che si frequentano magari per andare a ballare, poi magari per divertirsi un pochettino Certo. sulle discoteche, no? Quanto tempo è che sei single? Ma che sono single su per giù qualche 4-5 mesi, anche 7 mesi. La tua ultima storia d'amore praticamente è finita 6 Eh. mesi fa, Sì. giusto? Quanto tempo è durata? Quanto tempo è durata? È durata magari facciamo fino a 7 mesi fa, circa un anno qualche mese, un anno 3 mesi, 4 mesi. È durata. E come mai è finita, Francesco? Ma è finita perché lei in un momento all'altro mi ha voluto lasciare dicendomi che non provava più niente per me, però mi ha lasciato detto che non gli ho fatto mancare mai niente e mi ha trovato un bel ragazzo dove che magari poi non lo so cosa gli ha preso a lei, non lo so. Certo. Lo sai come alle volte no? Le storie d'amore cominciano e finiscono. Ecco, e finiscono, D'altronde perché è magari ci sono ragazze che poi magari sono interessate agli Vabbè, altri. parlaci un pochino del tuo carattere, che tipo di carattere hai? Guarda, io ho un carattere che magari se capisco che tu mi vuoi amare, mi porti affetto, io ti do tutto il mio cuore, no? Però se poi capisco magari che io ti voglio bene, più bene ti voglio e più magari tu mi stai più lontano, io così magari... Ti allontani? Ecco, capisco che magari non sei più la ragazza per me. Comunque a me mi piacciono molto le ragazze, quelle che mi stanno vicino, che mi sanno amare, mi sanno portare affetto e a tanta armonia, perché oggi come oggi la cosa più interessante è magari stare assieme, volersi bene, un giorno poi magari fare magari una bella famiglia, magari ma non se ne parla per ora, se prima magari non si conoscono buone 2 persone, sì. Però poi il mio carattere comunque ti posso dire che sono molto molto buono. Che magari per come sono io buono, magari anche il mio Dio è più buono di me. Certo. Va bene Francesco, un'altra cosa, che cos'è che non riesci a sopportare in una donna? Ed una donna magari non sopporto... Magari, guarda, non c'è quasi niente che non sopporto di una donna. Cioè riesci a sopportare tutto praticamente? Sì, se magari non sopporto di una donna, se magari...
Non so, però guarda, ti posso dire una cosa Alberto, che non sono magari un tipo magari geloso, perché la gelosia in fin dei conti è niente. L'unica cosa che ci rimane in fondo al cuore poi è soltanto il dolore, non è Certo. più la gelosia, capito? Quindi non lo so, penso che non c'è niente che non sono, che, come hai detto poco fa, Che non sopporti. che non sopporto di una donna. L'importante è che magari mi sta vicino e mi sa amare, no? Al resto puoi sopportare tutto. Sì, Dipende sempre su che cosa. certo. Certo, non sopporto magari poi se mi deve tradire, questo non L'infedeltà non la sopporti. Certo, se magari mi deve tradire, anzi di tradirmi tipo in un modo che senza me ne accorgo, l'importante è che mi dice guarda non ti voglio più, così Certo. ti lascio perdere, vado a prendere magari uno zoccolo. Logico. Va bene, ok. E un'ultima... Comunque guarda, bella ragazza, io la macchina ce l'ho, una bella macchina, quando vuoi uscire mi chiami così magari ci sentiamo e usciamo insieme per conoscerci. Perfetto. Va bene, amiche telespettatrici, avete conosciuto Francesco, 24 anni di Marsala, che è in cerca della sua ragazza ideale. Per tutte quelle di voi che lo vorranno contattare, non dovranno fare altro che telefonargli al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Francesco è qui e sta aspettando. Non vuole fare altro che sistemarsi, per cui telefonate. Per la rubrica dei cuori solidari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente anche Francesco. ciao. Ciao. Oh yeah.